Dramma Valdobbiadene, 21enne al volante travolge ed uccide una bimba di 5 anni sotto gli occhi del padre e della sorellina. Il ragazzo arrestato dai carabinieri che lo salvano dal linciaggio. Serve il carcere per autori di incidenti mortali, così il padre della bambina travolta dall'auto impazzita. 8 anni fa nella stessa strada perse la vita anche il nonno. Una strada troppo pericolosa e i residenti di via San Pietro avevano più volte protestato e presentato una raccolta firme in municipio. Buonasera telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, edizione trevigiana dei nostri notiziari. Travolta ed uccisa davanti agli occhi del padre e della sorellina mentre attraversava la strada. La tragedia ieri sera a Valdobbiadene, vittima una bambina di 5 anni. Arrestato e sottratto al linciaggio dai carabinieri il giovane che l'ha travolta. Sentiamo. Strappata dalle braccia del padre che la proteggeva, strappata alla vita, prima ancora di averla conosciuta, Serena Dal Fabbro, 5 anni, ha trovato la morte qui, a San Pietro di Barbozza, frazione di Valdobbiadene, ieri sera, poco dopo le 20:30, a 2 passi da casa, mentre col papà e la sorellina di 7 anni stava andando a trovare zii e cugini che abitano dall'altra parte di via San Pietro. Ho molto paura di questa strada perché sfrecciano a una velocità pazzesca. 8 anni fa hanno ammazzato mio padre nelle stesse pedonali 200 metri più sotto qua, dunque ho un terrore di questa strada qui. Le tenevo lì così, è passato un ciclista, l'ho lasciato passare. Mi giro un attimo a destra, vedo questo bolide arrivare, una cosa pazzesca. Ho preso, alzato le mani così come istintivamente per dire dove vai, fermati. In quell'attimo la mia bambina purtroppo era più avanti di me di quei 20-30 centimetri, l'ha beccata in pieno, ci ha sfiorato io e l'altra mia bambina di pochissimo, l'altra l'ha beccata. Mia figlia è partita, ha fatto 50 metri, ha visto dove si è fermata lì. È partita dalle stesse pedonali, è arrivata 50 metri più avanti. È decollata come un missile. È andata su a 3-4 metri di altezza, ha fatto 3-4 giri e è caduta giù come un sacco di patate. Valentino Capretta, 21 anni, operaio di Valdobbiadene, è tornato sul luogo dove aveva investito Serena un quarto d'ora più tardi per recuperare la targa volata via nell'impatto. I carabinieri l'hanno sottratto al linciaggio della folla. Il giovane, che non era al volante sotto l'influsso di alcol o droghe, è stato comunque arrestato per omissione di soccorso ed omicidio colposo. Che ci sia la pena certa, una volta per tutte, non che la vita umana sia come ammazzare un pollo, che dopo il giorno dopo sei già fuori, che fai quello che vuoi. Non è possibile una cosa del genere. Alla fine restano solo rabbia e sconforto. Io la mia bambina non ce l'ho più, mia moglie specialmente, e la sua sorella che l'ha vista morire. Cosa devo fare io adesso? Non è mica facile a livello anche psicologico. Mia moglie ha pianto tutta questa notte, adesso piangerà per chissà quanto. La piccola ha donato le cornee. I funerali di Serena Dal Fabbro potrebbero svolgersi già martedì nella chiesa del paese. E nel prossimo servizio sentirete il racconto dei testimoni di questa tragedia, dall'investimento della piccola Serena al quasi linciaggio di Valentino Capretta. Sentiamo. Eravamo sul prato e niente, abbiamo solo udito un grande botto e siamo corsi subito sulla strada. A quel punto ho visto lo zio chino col capo sulla bambina che urlava disperatamente. Quello che posso dire io è che correndo verso il mio zio e la bambina è che ho visto la macchina che continuava la sua corsa. È tornato perché aveva perso la targa. Secondo noi è l'unico motivo per cui è tornato indietro. Questa è la Polo senza targa di Valentino Capretta, ora sotto sequestro. Lui è stato sottratto al linciaggio ed arrestato, poi dai carabinieri. Ieri sera, dopo il lavoro, aveva accompagnato la fidanzata a scuola guida, poi era tornato verso San Pietro per comprare le sigarette. Ecco come viene descritto il suo ritorno sul luogo dell'incidente da un'altra testimone. Lui è scappato, dopo un quarto d'ora è tornato perché noi abbiamo trovato qua giù la targa. E cosa è successo quando lui è tornato? Era cattivo, la gente qua ha cominciato a fare un casino perché hanno detto cosa hai fatto, perché sei scappato. Lui ha detto che noi è andato a girarsi perché qua non c'era posto, comunque il posto c'era qua, ma lui è tornato comunque finché ha visto che non aveva la targa. Poi sono arrivati i carabinieri, ha fatto baruffa anche con loro. Poi l'hanno portato via, è arrivata l'ambulanza, però la bambina si vedeva già che un piede era già
L'aveva così, la pancia era tutta gonfia, era tutta viola. Già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti, lunedì Valentino Capretta verrà processato per direttissima, omissione di soccorso ed omicidio colposo, le accuse. Una tragedia annunciata, quella della morte della piccola Serena Dal Fabbro. Da 2 anni i cittadini chiedono all'amministrazione che la via dove ha perso la vita la piccola e dove 8 anni fa morì anche il nonno venga resa più sicura. Sentiamo. 200 firme contro la strada della morte. Quasi tutta la frazione di San Pietro di Barbozza nel settembre di 2 anni fa si era mobilitata per chiedere all'allora sindaco di Valdobbiadene Pier Giorgio Davì dossi e semafori intelligenti lungo via San Pietro. La morte di Serena Dal Fabbro, alla luce di questi fatti, aumenta la rabbia dei residenti. Voi avevate già segnalato la pericolosità di questa strada? A nome di tutto il paese abbiamo fatto una raccolta firme delle pericolosità sia qui perché c'era la scuola e anche in piazza San Pietro, che corrono fa matti, che non abbiamo avuto risultato. Il risultato è questo, è la morte di una bambina. L'unica modifica che è stata apportata è stata l'installazione del segnale luminoso che indica la velocità. Troppo poco, secondo i residenti, che sono tornati a sventolare la petizione lanciata 2 anni fa sotto il naso dell'amministrazione. La 100ª firma è proprio quella del padre di Serena. E la mamma? Pericolosissima, perché quando ti vieni fuori là dal bar, ipotesi, o dal negozio, attraversarle da qua e là è troppo poco. Tu metti in moto e non tu riesci. Per il mio perso donne vodi così. Che so cosa che si prova. Tremendo. A portare il suo cordoglio alla famiglia Dal Fabbro anche il sindaco di Cornuda. La madre di Serena lavora presso l'ufficio del personale. Sicuramente alle strade noi diamo il nostro contributo di sangue ogni giorno, direi. Per cui ciò che si fa, ciò che l'amministrazione provinciale fa, visto che sono anche consigliere provinciale, per la sicurezza delle strade, penso sia veramente sempre troppo poco.